cri cri. Te li do io i mestieri. Ferma, oh yeah! Fermi! Allora fatemi uno oh yeah! Allora io faccio. I gotta see my daddy, oh yeah! I see the Johnny get it! Oh yes! Jimmy Gambles wanna die? Oh yes! Go where the study guy? Oh yes! Dreamy baby come? Oh yes! Dreamy Hammerstone? Oh yes! We decided to go on! Yes, guarda Baciano, Massena, che cosa stai facendo qua? Dunque, parleremo, visto che abbiamo la chitarra, abbiamo il coro, parleremo di un argomento inerente, te li do io, i mestieri, il farmacista. Dunque, no, state attenti perché io sconsiglio a chi deve intraprendere un mestiere oggi, quelli i più nevrotici. Uno è il farmacista, perché fare il farmacista oggi... Ma l'avete presente come sono le farmacie? Perché faccio così? Lo so che viene inteso come gesto di un'altra cosa. È il segno di riconoscimento del tacchino questo. Però, fermi, il farmacista oggi... L'avete presente com'è una farmacia? Vendono... Io sono andato in una farmacia, ve lo giuro, ho chiesto un'aspirina, il farmacista mi ha detto cos'è? Accetta una medicina, ce ne deve essere rimasto un paio lì tra il reparto giocattoli e i ricambi per auto, perché vendono di tutto, vendono i giocattoli, la casina delle api, l'avete mai per i bambini, che ci sono delle bestie che girano, questi bambini qua che si terrorizzano con queste cose. C'è uno strumento che vendono in farmacia, è un giochino che si chiama del cervo che si accende gli occhi. Il cervo, cioè dunque, quando il bambino fa pipì, è collegato a questo strumento, si bagna questo strumento e si accendono gli occhi di questo cervo sulla culla del bambino. Ora immagina questo bambino che fa una pisciatina, due fari così, se la fa addosso come minimo. E li vendono in farmacia. Oggi vendono le scarpe. Il farmacista è costretto, vendono le scarpe, vai lì, guardi un po' farmacista, che modello mi consiglia? Sì, con la linguettina, con le cose. Vendono di tutto. Farmacista, e poi è l'unico laureato in Europa che deve fare i pacchetti con l'elastico. Questa è una cosa che gli vengono degli esaurimenti. Un altro da esauriti come professione è il tassista. Avete mai preso un tassista? Un tassì? L'avete mai preso? Dunque tu vai per la... C'è un tassista in sala? Vedi che c'è un faro così che si accende, è lui. Dunque, prova a fermare un tassì. Tu fai così per la strada, in America si fermano tutti. Fai così a un tassì per la strada, ti fanno... Allora, come entri in un tassì, ti siedi, 1750. Allora cosa fai? Sono già arrivato. Ti viene da pensare. E poi sono nervosissimi. Andiamo, dove va? Guardi, dovrei andare in Piazza Maggiore. Che Piazza Maggiore? Cosa si va a fare in Piazza Maggiore? Allora mi faccia scendere. No, non scende più adesso. Solo perché fanno un lavoro sempre in macchina con sta voce. Piazza Manzoni 3 minuti. Piazza Manzoni 3 minuti. Che io mi immagino sta signorina quando esce dal lavoro che va a comprare. Mi dia 30 di stacchino. Mi dia 30 di stacchino. Parla sempre così anche nella vita normale. E vedi gli avvisi che mettono nei i tassisti dentro. Non ci mettono, si prega di evitare il fumo. Beh, ce n'era uno, l'ho visto, e c'era scritto. Se lei minimamente si azzarda a solamente tirare fuori una cicca, la scaravoltiamo dal taxi. E loro si fumano dei pipotti così, dei calumè così. Sulla sinistra non ci mettono degli avvisi. Non ci mettono degli avvisi, state attenti a uscire da lì perché al lato del sorpasso potete farvi male. Ci scrivono, ve lo giuro, c'era scritto, guardi che la vedo. Dallo specchietto la cucco fisso, se lei apre di 1 centimetro la riscaravolto dal tasto. Poi arrivi in fondo alla corsa e succede a tutti. C'è sul tachimetro, sul contascatti c'è scritto 6.820.
tiri fuori 6.850 per lasciare un po' di mancia, 6.820, chiedi quant'è? 8.650. State attenti a non chiedere spiegazioni, perché ti tirano fuori un papiro così che per leggerlo tutto vai a 28.000 di scatti, ti rovina. Allora è meglio fare come in America, che almeno in America tra il tassista e il passeggero c'è il vetro antirapina, per proteggere il passeggero dalle rapine del tassista, per forza. Aia! Abbiamo finito anche questi mestieri nevrotici. Estraggo la massima di questa settimana. La massima di questa settimana è un detto di un impiegato INPS: il lavoro è sacro, lascialo stare. Ciao a tutti, grazie. Ciao!